in collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti. A Bagnolo San Vito. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Confini oltre l'agricoltura. È uno stillicidio di uomini, donne, imprenditori e artigiani, quello che sta avvenendo da nord a sud a causa della crisi economica. I debiti, i soldi dei pagamenti che non arrivano, il mutuo, l'incubo Equitalia continuano a fare vittime, le cosiddette morti bianche nel mondo del lavoro. E sotto accusa c'è un aspetto che noi vogliamo esaminare oggi. Stiamo parlando dell'accesso al credito, ossia della possibilità di ottenere finanziamenti in questo preciso momento storico dalle banche per gestire l'attività ordinaria della propria azienda oppure per fare investimenti. Noi ne parleremo in particolare con riferimento ovviamente all'agricoltura e ne parleremo con i nostri due ospiti in studio, Andrea Pagliari, presidente di Confagricoltura Mantova, e Mauro Mezzanzanica, direttore della Banca Popolare di Mantova. Buonasera. Grazie a entrambi per essere qui con noi oggi. Noi ovviamente partiamo come sempre dal nostro servizio di copertina che ci racconta quali sono le difficoltà relative all'accesso al credito, partendo proprio dall'attualità. Operai, artigiani, piccoli imprenditori agricoli, sono queste le vittime della crisi, una crisi che non guarda in faccia a nessuno e che ha aggredito con violenza anche il settore primario. L'ultimo caso risale al 12 aprile nel Trevigiano, un uomo di 53 anni viene trovato morto impiccato nel capannone della sua azienda. Solo qualche giorno prima a Vicenza una 51enne angosciata per l'andamento della ditta del marito si toglie la vita impiccandosi all'altalena del giardino di casa. Sintomi trasformati in cifre nel rapporto dell'Osservatorio sul credito di Confcommercio. Sono sempre meno le imprese che riescono a fronteggiare il proprio fabbisogno finanziario senza alcuna difficoltà, il 36% nel primo trimestre del 2012 contro il 41% del trimestre precedente. Come se non bastasse, secondo i dati diffusi da Confcommercio, nel primo trimestre dell'anno il 37% delle aziende ha ottenuto meno credito di quello richiesto o non lo ha ottenuto affatto. Per Confagricoltura i dati non sono confortanti. Dall'analisi del rapporto sofferenze e impieghi emerge un graduale peggioramento della qualità del credito, dove si è passati dal 6,7% di dicembre 2010 all'8,3% di fine anno 2011. Secondo Coldiretti, il settore agricolo ed agroalimentare rappresenta per il settore creditizio un universo da 43,5 miliardi di euro. Eppure sarebbero ben 6 su 10 le imprese agricole con difficoltà ad accedere al credito, 28.300 quelle che hanno già chiuso i battenti nel primo trimestre del 2012 a causa del credit crunch, certo, ma anche dell'aumento dei costi e del calo dei prezzi alla produzione. La CIA dal canto suo ricorda che accanto alla stretta creditizia le imprese agricole scontano anche il peso eccessivo della burocrazia che costa al comparto oltre 4 miliardi l'anno e innumerevoli giornate di lavoro e l'aumento dei costi di produzione, tra cui quelli del gasolio agricolo. Studio Pagliari, io partirei da alcuni dati che sono stati riportati da una ricerca della Banca Centrale Europea. È stata un'indagine condotta su 7.511 imprese tra il 29 febbraio e il 29 marzo e qui si dice che le esigenze di finanziamento sono cresciute in maniera esponenziale. C'è un notevole peggioramento della disponibilità di prestiti bancari che
è del 20% rispetto al 14% nel turno precedente, ed è aumentata la percentuale anche dei rigetti, che passa dal 10 al 13%. Quali sono le difficoltà dal suo punto di vista come presidente di categoria che incontra l'agricoltore oggi quando si rapporta ad un istituto bancario? Tanto, parlando di numeri, di aziende così, io non sono in grado di dare dei numeri su quante siano le aziende in difficoltà, ecco, poi qui ci sono diversi gradi di difficoltà, però è vero che il sistema è in sofferenza, insomma, noi facciamo un'agricoltura di pregio che ha dei costi molto elevati, fa e produce prodotti di massima qualità anche riconoscibili, in un certo senso fino ad oggi ci hanno un momento salvato, però il settore comunque è in difficoltà. Le tipologie di finanziamento che sono più a rischio, più in difficoltà, sono soprattutto quelle a breve, quindi prestiti di conduzioni o le cambiali agrarie che servono poi per le anticipazioni dei costi di produzione in corso d'annata. In questo senso si vedono e sento, e anche alcuni soci vengono a lamentarsi, di queste difficoltà da parte degli istituti a rinnovare i crediti, e là dove li rinnovano spesso li rinnovano riducendoli, lasciando solo forse il minimo vitale per le aziende perché possono andare avanti e anticipare sui costi di conduzione. Poi ci sono anche agricoltori che si spostano a secondo delle necessità di investimento o perlomeno provano a spostarsi da un istituto all'altro, anche perché qui poi varia a volte la sensibilità delle banche e degli istituti di credito sulle problematiche agricole, sulle tipologie specifiche dell'impresa agricola. Insomma. Beh, noi l'abbiamo qui un istituto di credito, abbiamo il direttore della Banca Popolare di Mantova. Lei dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, come vede questa situazione? Quali cambiamenti ci sono stati, se ce ne sono stati, nelle problematiche che magari vengono anche presentate, che vi vengono proposte? Ma sono due cose diverse, la domanda e le affermazioni del Presidente. L'agricoltura è un momento determinante della provincia di Mantova. La politica della Banca Popolare di Mantova deve necessariamente tenere presente di quello che è il fattore trainante al territorio. Quindi noi, operando sul territorio, vediamo l'agricoltura in modo un pochettino diverso da un aspetto più ampio che può essere una banca a livello internazionale o nazionale. Noi grossi, se non giustificati, tagli al credito all'agricoltura non ne abbiamo fatti. Più che di taglio invece, uscendo dal discorso di Mantova e personale della banca, che forse non è l'ambito adesso di parlare di queste cose, va visto che in una crisi internazionale, in una crisi italiana più ampia, i tagli all'agricoltura sono parificabili ai tagli all'industria, sono parificabili ai tagli al commercio, eccetera. I tagli vengono fatti per due motivi fondamentali oggi. Una crisi di liquidità. Teniamo presente che una banca, per esempio delle mie dimensioni, con la mission della Banca Popolare di Mantova, noi distribuiamo sul territorio denaro che ci viene rassegnato da cittadini mantovani. Quindi bisogna stare particolarmente attenti, perché se da una parte lo dai, dall'altra parte devi garantire al risparmiatore mantovano di darglieli anche indietro. Perché assolutamente. Questo è determinante. Per cui voglio dire, è una crisi piuttosto ampia che non riguarda solo l'agricoltura, anzi per certi aspetti direi che l'agricoltura mantovana, che rappresenta quasi il 50% del prodotto interno lordo della provincia, sta tenendo di più rispetto ad altri settori merceologici, diciamo merceologici. Sono d'accordo sull'alzamento dei tassi di interesse sui costi, questo è assolutamente vero. Ci dobbiamo rapportare con un mercato che fa raccolta intorno al 3,5-4%, perché questa è la realtà. A fine anno i titoli di Stato venivano, i BTP rinnovati al 5,70, se viene pagata la raccolta al 5%, è impossibile fare impiego al 4%, quindi gli spread vanno ampliandosi, direi fisiologicamente, su questo sono assolutamente d'accordo. Quello che però è cambiato in questi anni, che è fondamentale,
è proprio il rapporto che si deve avere con la banca. È proprio il tipo di atteggiamento che l'imprenditore agricolo, ma qualsiasi tipo di imprenditore, deve avere nei confronti della banca. Oggi la banca è assolutamente partner, non è più il rubinetto dal quale attingere in virtù di idee che ha l'imprenditore, punto e basta, ma deve condividere questa idea con la banca, non che la banca diventa quella che dice l'idea, Sì. ma condividere pienamente la massima trasparenza. Forse non c'è ancora la cultura della massima trasparenza e tutti assieme dobbiamo lavorare per avere una cultura di questo tipo. Questo è il futuro, al punto di partenza non si torna più, dobbiamo discutere da qui in poi, al punto di partenza non si tornerà più. Io quello che le volevo chiedere, che magari può sembrare una domanda stupida, però sino a non molto tempo fa comunque l'agricoltore con la sua terra, con la voglia di lavorare, comunque con l'attaccamento al territorio, era in un certo senso forniva, lo chiedo anche a Pagliari, magari se me lo conferma, forniva comunque già di per sé una sorta di garanzia, ecco. Adesso non è più così? No, adesso è così, adesso è ancora così, ma non basta più. L'agricoltore, come qualsiasi imprenditore che sa far bene il suo lavoro, lo sa fare bene e non c'è nessuna banca, nessun operatore del credito che entra nel merito del buon lavoro fatto da un imprenditore. Oggi la necessità va oltre l'avere la terra, bisogna avere un progetto, bisogna avere uno sviluppo, bisogna avere un mercato attorno che ti aiuta. Un'ottica imprenditoriale. Assolutamente imprenditoriale. Oggi l'agricoltore, per come la vedo io, certamente non voglio sostituirmi al tuo panorama che è più profondo, no? Ma come la vedo io si deve proprio sviluppare verso il concetto dell'imprenditore vero e proprio. Ecco. Pagliari. È quello che sta accadendo di fatto, perché se è vero che l'agricoltura mantovana è ancora fatta di piccole aziende a conduzione diretta, magari senza dipendenti, quindi proprio identificate come realtà proprio familiari, è anche vero che molte realtà agricole stanno crescendo in modo importante, si avvalgono di manodopera, hanno progetti importanti, soprattutto dove si fa agricoltura specializzata, e non è solo la zootecnia ma è anche l'ortofrutta. Certo. A Mantova abbiamo degli esempi splendidi che possono fare riferimento proprio a livello mondiale, capacità di sviluppare un progetto, produrre qualità in funzione alle richieste del mercato e anche alle richieste della commercializzazione. Certo. Il problema è che nell'agricoltura, è vero, siamo in ritardo con questi discorsi, bisognerà pensare per ovvi motivi forse ad aggregazioni di aziende, creare la forza operativa, la forza economica, che poi ovviamente va ricercata anche nel credito, e il credito che però di fronte a progetti importanti deve essere oggettivamente di medio-lungo periodo, e qui a volte entra la difficoltà di credibilità dell'agricoltura nei confronti del sistema bancario, perché non tutte le aziende sono in grado oggi ancora di dimostrare attraverso dei bilanci quella che è l'oggettiva capacità della propria impresa o della bontà di un progetto, ma anche la difficoltà oggettiva che è nella volatilità dei mercati, che ti impedisce di dare certezze a medio-lungo termine. Intendiamoci, si produce perché si è sempre prodotto, l'agricoltura produce generi alimentari, ma in un contesto di crisi non è scontato come lo era in passato che quello che vai a produrre poi possa trovare uno sbocco di mercato. In questo senso le collaborazioni con tecnici anche delle banche, che hanno i loro tecnici di settore, eccetera, che sono in grado di, attraverso le loro analisi di mercato anche internazionali, dare delle indicazioni, possono essere un valido aiuto. Poi in un discorso di partnership ovviamente anche la banca forse deve in qualche modo forse credere anche di più nei progetti agricoli. Il sistema bancario è stato finanziato anche dalla Comunità Europea perché rientrassero nel circuito virtuoso dell'economia ingenti somme di denaro. Di buona parte di queste cifre se ne è persa la traccia, o meglio, sono state messe sì nel circuito bancario ma non nella parte operativa, non nel credito Quindi è mancato il passaggio successivo, lei dice? Sì, le banche spesso le hanno accantonate a garanzia di una situazione di crisi, poi mi correggerà meglio il Zanzani, che lo direttore. vedo perplesso. No, le banche non li hanno accantonati,
Deve essere li hanno messi a garanzia, li hanno lasciati alla BCE in buona parte, o hanno comprato hanno i titoli di Stato, ma non sono... Dobbiamo contestualizzare il momento. In quel momento lì avevamo gli spread a 500 punti base e andava ridimensionato in virtù della credibilità del paese, perché se no non ci capiamo. Cioè, in realtà questo grande fiume di denaro immesso sta in questo momento dando dei frutti altissimi come credibilità del paese, altissimi. Se non abbiamo raggiunto le soglie greche, se non abbiamo raggiunto i momenti di panico spagnoli, è perché in quel contesto là, poi da discutere fatto bene, fatto male, credo che lo diremo fra 5 anni, no? Questa cosa qui, nessuno, neanche il Presidente del Consiglio oggi può dire se abbiamo fatto bene o fatto male, però in quel momento lì c'era un malato terminale, era un malato terminale che andava rivitalizzato e quindi si è agito su quel contesto lì. Ricordiamoci che noi adesso il sistema del credito è soggetto a normative europee, ma è molto più restrittive, sia in termini di capitali, sia in termini di garanzie. Certo. C'è un'altra categoria di imprenditori, di agricoltori, che sono i contoterzisti, che sta scontando in maniera pesante le difficoltà di accesso al credito. Noi siamo andati a sentire Marco Speziali, che è il presidente di Apima Mantova, l'associazione Piccole Imprese di Meccanizzazione Agricola. Allora andiamo a sentire che cosa ci ha detto. La brusca frenata delle vendite di macchine agricole nel primo trimestre del 2012, il meno 24,5% per le trattrici, secondo i dati diffusi da Federunacoma, è solo la punta dell'iceberg della crisi che ha colpito anche l'agricoltura. Alla radice ci sarebbe infatti la difficoltà degli imprenditori ad accedere alla liquidità. Il credit crunch, la stretta del credito, sta soffocando giorno dopo giorno gli investimenti. Presidente, quali sono le difficoltà che devono affrontare gli imprenditori agromeccanici quando si parla di accesso al credito? La prima cosa è sicuramente quella che viene chiamata la valutazione, cioè il rating. Le nostre aziende hanno un flusso di denaro praticamente che non sempre è adeguato agli impegni finanziari e agli impegni di capitale in macchina che dobbiamo sostenere. Quindi questo parametro dettato da Basilea 2 spesso inibisce il primo approccio. Per Apima Mantova l'atteggiamento del sistema bancario sta demoralizzando le imprese che non si spiegano come mai gli istituti abbiano sostanzialmente sospeso il credito. Molto spesso siamo considerati artigiani quando dobbiamo pagare per gli artigiani, però non possiamo accedere ai piani di sviluppo rurale, ai benefici che può accedere l'impresa agricola, perché pur svolgendo un'attività agricola non siamo considerati imprese agricole. Ecco. In una situazione generale di crisi anche il rapporto con le imprese agricole si sta facendo sempre meno fluido. Non si può generalizzare, conclude Speziali, ma mentre fino all'anno scorso gli imprenditori agricoli saldavano il conto terzista a fine anno, oggi alcuni colleghi sono ancora esposti per prestazioni erogate nel 2011 e non ancora pagate. Mezzanzanica, le accenno così, le butto lì una domanda e poi ne parliamo anche dopo la pubblicità. Verrò col mio avvocato la prossima volta. Verrà con l'avvocato. Allora, Speziali rilevava un problema secondo me serio, però mi aspetto da lei qualche chiarimento. Ecco. Lui dice che le aziende devono relazionarsi comunque a tempi di pagamento da parte dei clienti che si allungano, perché ovviamente anche i loro clienti comunque fanno fatica. Non altrettanto accade sul fronte dei debiti. È così? Cioè, è effettivamente questa la situazione? Come può fare la banca per andare incontro a queste imprese? Ho capito poco la domanda, francamente. Allora, se ho capito bene, a tempi lunghi di pagamento del credito all'azienda, la banca deve far corrispondere tempi lunghi di richiesta di rientro all'agricoltore. Questo è il concetto? Sì. Allora, è ampio, no? Punto primo, bisogna vedere chi è il debitore principale, se è uno che pagherà o non pagherà, quindi se l'imprenditore ha avuto una commessa buona e l'ha ponderata prima. Certo. Quindi io direi molto singolarmente, prendere caso per caso. In senso generale, in realtà
le banche e il sistema stanno chiudendo più di un occhio sui tempi di rientro. Poi ricordiamoci che la lamentela avviene sempre come punta di iceberg. Sotto ci sono 40.000 aziende agricole che hanno gli stessi problemi e che non fanno emergere la situazione per quella che è. È chiaro che però l'inizio del problema è un debitore che non paga. Certo. Quando parlavamo di trasparenza e di dialogo col mondo bancario è questa cosa qua, il mio cliente non mi paga, per cui non è la banca che diventa cattiva perché doveva incassare a 90 giorni un credito e tu dovevi saldare il debito con la banca, non glielo fai, la banca diventa cattiva di colpo. Ragioniamo, questo è una triangolazione, cioè a tre bisogna ragionare, chi non ti paga perché non ti sta pagando. E poi ripeto, dati alla mano, specialmente nell'ultimo anno, si chiude parecchi occhi su questa cosa qui, benché a livelli di Basilea 3 bisognerebbe stare attenti a chiudere gli occhi. Poi ne parliamo di Basilea 3. Intanto lanciamo la pubblicità, ci fermiamo pochissimi minuti, torniamo in studio poi e continuiamo a parlare di accesso al credito. Restate con noi. Eccoci di nuovo in studio, stiamo parlando di accesso al credito. Io adesso chiamerei in causa Pagliari perché c'è una rilevazione, è di Coldiretti Lombardia e dice che le imprese del settore hanno visto salire il costo dei finanziamenti chiave in mano, quindi Euribor più lo spread delle banche, dal 3% dell'inizio dell'anno al 6%, con punti anche del 7%, e i tempi di attesa che si allungano, perché se prima erano più o meno di 30 giorni, adesso si allungano fino a 6 mesi. È una situazione che avete rilevato anche voi? Sì, anche in questa situazione però si vedono delle situazioni estremamente contraddittorie, se non agli antipodi. Ci sono situazioni che sono corrette oggettivamente per come sono state illustrate, situazioni che invece hanno più credibilità evidentemente, quindi continuano ad avere credito sia nei modi che nei tempi che hanno sempre avuto. Qui ovviamente bisognerebbe entrare nello specifico della singola tipologia di azienda o prodotto che va a proporre al mercato, e quindi le variabili sono talmente tante che analizzarle diventa difficile, però i dati che diceva corrispondono alla realtà. La Zanzanica? È vero, è così. È così, sui tempi l'unico punto che faccio è un'affermazione assolutamente giusta, i tassi sono questi, sono tassi oggi di mercato, per cui niente da nascondere. Sui tempi di risposta sono d'accordo di più che più una cosa è lineare, chiarita, più la risposta veloce. Certo. Più una cosa è complicata o viene da un progresso complicato, più la risposta diventa lenta. Poi ognuno, vuol dire, come ogni azienda fa un prodotto, io posso parlare del mio prodotto, noi questi tempi non li abbiamo. Il nostro tempo medio di risposta sono 10 giorni, per cui un certificato non buttato lì. Noi in 10 giorni diamo una risposta, però sì, però no. Può capitare sul caso che a fronte di una probabile risposta negativa, perché i tempi si allungano in questi sensi, se è positiva dopo 10 giorni e si va, no? Le risposte si allungano quando ci sono delle difficoltà oggettive e vai ad aprire una discussione più profonda e si trovano altri percorsi, allora lì i tempi possono essere più lunghi, insomma. Ma è così. Certo. Io vi chiedo una cosa, magari lo chiedo più a Pagliari che magari ha il contatto diretto con le imprese associate, no? E un aspetto è che l'impoverimento delle strategie degli imprenditori mi sembra direttamente collegato all'accesso al credito, cioè se c'è una disponibilità finanziaria ovviamente c'è anche la disponibilità dell'imprenditore a fare investimenti e quindi c'è sviluppo. In caso contrario è tutto fermo ovviamente, ma le banche puntano anche sulle capacità di investimento, sulla capacità di sviluppo stessa dell'imprenditore. Allora mi sembra un pochino un circolo vizioso, no? Lei cosa ne pensa? Sì, per certi aspetti sì, è ovvio che di fronte a un progetto, di fronte a investimenti, in questo caso presumo si intendano investimenti importanti, quindi per idee importanti lo sviluppo di un'azienda, l'acquisto di terreno, l'inserimento di nuove tecnologie importanti per la lavorazione dei prodotti anziché semplicemente lo svolgere delle proprie attività, passa attraverso grandi costi e ha come obiettivo l'ottimizzazione del prodotto dell'azienda, l'implemento del fatturato dei propri prodotti che
che si vanno a fare. Le due cose però sì, sono legate, se non hai il finanziamento uno non riesce a raggiungere gli obiettivi. Per superare la crisi ci sono degli obiettivi da raggiungere, ma se non hai i finanziamenti a volte sei in difficoltà. E l'agricoltura in questo caso, credo che in questi casi stia dando fondo a tutta la sua credibilità in termini patrimoniali. Credo che il mondo dell'agricoltura mai come oggi si sia esposto con il patrimonio proprio, a garanzia del proprio lavoro, perché è così, perché ci si crede. In certe situazioni si continua a lavorare anche quasi come una forma di missione, che, intesa nel senso buono, certo, in attesa di periodi migliori, però ci si gioca tutto e a volte si gioca anche il lavoro di generazioni, di intere certo, generazioni, perché certo, metti a disposizione di un progetto l'intero lavoro di generazioni. C'è da sperare che la crisi non morda così forte il mantovano, che ha delle tipicità tutte sue, forse è avvantaggiata per la qualità che è in grado di garantire, certo, però poi se il mercato non è recettivo, questo lo sappiamo solo dopo purtroppo. nessuno ha la sfera di cristallo. Mezzanzanica vedevo che annuiva le affermazioni di Pagliari. Guardi, sono assolutamente d'accordo con Pagliari. Se mi è permesso proprio ampliare il tuo ragionamento. Se traduciamo le parole di Pagliari, cerco di tradurle in un modo diverso. Io tendo ad essere un po' criptico a volte. No, proprio nel senso di ampliare. Allora, siamo in un punto, Mantova, Lombardia, Italia, Europa, dove le problematiche che lui sollevava stanno a rappresentare un senso di responsabilità. Io ci sto nel momento in cui ci stai anche tu, nel momento in cui tutti assieme facciamo, parola abusata, sistema. Esatto. Per fare questo dobbiamo, ha detto una frase importante lui, ha fatto un'affermazione importante, e credimi, anche noi banche locali ci pensiamo, si stanno giocando tutto, patrimonio di generazioni. Non pensare che noi non riflettiamo quando facciamo i finanziamenti su queste cose qua. Ma dopo esserci giocato questo, non c'è più niente da giocarsi, non so se capisci cosa, così sono chiaro. Sì. O ci mettiamo assieme, veramente togliendoci pregiudizi atavici, che è ora di smetterla, di portare avanti. La banca è cattiva perché non mi ha dato i soldi, è una frase che non aveva senso 10 anni fa, oggi ne ha meno. La banca non è cattiva perché non ti dà i soldi, la banca fa un'analisi della situazione e se può te li dà volentieri, anche perché su questa operazione guadagnerà e camperà la banca, per cui non è che è cattiva, o li do a te perché sei biondo e non li do al moro, non è vero, non è così. Bisogna lasciare lì dei pregiudizi, renderci conto che ci stiamo giocando tutti dei patrimoni che sono anche patrimoni non solo immobiliari ma anche di nomi, di storie, no? È vero. E fare tavoli veramente seri e comuni per uscire assieme. Non può uscire la banca ti dà i soldi e allora usciamo dalla crisi. Non è vero, non è così, ne usciamo assieme. Tu hai un'idea buona, la confrontiamo e insieme andiamo avanti. Se no diventa un ciclo vizioso che ci riporta indietro di 30 anni. E non ce lo possiamo permettere. No. Beh, le banche sono attore attivo dell'economia, assolutamente. E come ricordava all'inizio, la banca deve sì garantire il prestito, deve anche garantire il risparmio. E in questo probabilmente le giuste cautele che il sistema bancario adotta, però è anche giusto, cioè non dico come si dice, regalare no. O essere spregiudicati, no, nel finanziare, però se c'è un progetto buono questo non va trascurato, nella speranza che vada a buon fine, perché poi quando ci si è giocati tutti, che sia anche un'azienda valida, ma non ci sono gli sbocchi di mercato, è come oggi in altri settori ci sono le case nuove da vendere che valgono 100.000 euro, ma se nessuno le compra non valgono niente. E a valle le ditte che le hanno costruite hanno le difficoltà. E nel nostro settore è lo stesso. Produciamo degli ottimi prodotti se la gente li compra. Se non li può comprare dovremmo imparare anche noi a produrre peggio o a costi più bassi fino dove? Perché i costi italiani sono i costi italiani, non sono i costi cinesi. No, sono profonde le cose che dici e condivido appieno. Per dirti come dobbiamo uscire da questo, dobbiamo cominciare a dire a tutti di uscire da queste logiche qua, da questi pregiudizi.
Io ho solo i dati della Popolare Mantova, no? I crediti non rinnovati all'agricoltura sono sotto l'1%, quindi 0, vuol dire che magari non ampliati, su questo siamo assolutamente d'accordo, ma mantenuti nell'ultimo semestre tutti con tassi più alti. Questo per correttezza e onestà intellettuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è la volontà di andare avanti, ma perché ci rendiamo conto bene che se non lo facciamo saremo i primi a morire come banca? Certo. Bene, noi ci spostiamo adesso su un altro fronte, il fronte regionale, perché se è vero che ci sono difficoltà di accesso al credito, le istituzioni comunque tentano di venire incontro al comparto. Allora vediamo cosa sta facendo la Regione Lombardia. Se dalle banche il credito non arriva nemmeno di fronte a progetti di investimento interessanti o a un passato contabile senza macchia, ci pensano le istituzioni con il supporto delle associazioni di categoria a metterci una pezza. Dalla Regione Lombardia sono in arrivo contributi per 400.000 euro per pagare gli interessi agli agricoltori sul sistema del credito di funzionamento. 113 le aziende agricole interessate da questo provvedimento, giunto alla sua seconda attuazione, che mira alla concessione di agevolazioni finanziarie. Nel dettaglio si tratta di 397.000 euro a carico di Regione Lombardia, cui corrispondono prestiti concessi dal sistema bancario alle piccole e medie imprese agricole per 8.170.000 euro. Sono 8 le aziende del settore suinicolo delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Milano che si avvalgono del contributo regionale sui tassi di interesse dei crediti. Il bando, progettato per rispondere alla difficile crisi di questo comparto, oltre che per agevolare gli agricoltori nell'accesso al credito, è scaduto lo scorso aprile, ma potrebbe essere prorogato fino a giugno. Soddisfatta Confagricoltura. La Regione Lombardia negli ultimi anni, fanno sapere i vertici dell'organizzazione, a fronte delle difficoltà economiche che hanno colpito l'intero comparto produttivo ed il mondo agricolo in particolare, ha anticipato con proprie risorse una porzione dei premi comunitari, garantendo alle aziende che operano nel settore agricolo la liquidità per sostenere impegni e investimenti. Intanto si punta alla pubblicazione di un nuovo bando di finanziamento per la realizzazione di impianti per l'utilizzazione dei reflui zootecnici per ridurre l'impatto in conformità con le disposizioni della direttiva nitrati. Eccoci in studio. Pagliari, dove non arrivano le banche, dovrebbero arrivare le istituzioni. Allora c'è la Regione Lombardia che ha messo in campo questo finanziamento, questo bando. Confagricoltura vedo che comunque ha accolto positivamente, ci sono anche dei progetti in un certo senso nuovi, perché c'è in campo un bando di finanziamento per la realizzazione di impianti per l'utilizzazione dei reflui zootecnici. Sì. È così? Sì, ce lo possiamo aspettare? Sì. C'è da sperare che queste situazioni trovino un buon fine. Confagricoltura fa la sua parte per evidenziare e pubblicizzare queste opportunità di accesso al credito, di accesso con dei progetti così. E queste situazioni speriamo che si concretizzino. Ma questo bando che si dice è scaduto lo scorso aprile ma potrebbe essere prorogato fino a giugno, ci sono possibilità? Cioè Confagricoltura ha un pochino... Sì, c'è la possibilità che venga prorogato. Bene, sì, insomma, abbiamo sentito 8 aziende nel settore suinicolo, coinvolta anche Mantova, quindi insomma potrebbe essere una buona opportunità per le imprese agricole del territorio. Un'altra domanda è quella che riguarda le energie rinnovabili. Lo chiedo a Pagliari ma lo chiedo anche a Mezzanzanica. Ci sono delle opportunità adesso? C'è un pochino qualche difficoltà perché comunque con il nuovo decreto ovviamente il fotovoltaico un pochino penalizzato, nel senso che comunque non lo si potrà più costruire a terra, giustamente, per evitare il consumo di suolo agricolo, ma soltanto sui fabbricati rurali e sulle serre, a patto che non vada ovviamente così a impedire il lavoro stesso della serra. Le banche avranno un ruolo in questi finanziamenti quando si parla di energie rinnovabili, le associazioni di categoria? C'è qualcosa in campo? Mezzanzanica? Guardi, è oggi una delle forme tecniche più usate dalla nostra banca. Per cui assolutamente nel mantovano le energie rinnovabili sono finanziate, ripeto, oggi è uno dei settori che ci vede più impegnati. Quindi
assolutamente, proprio con numeri alla mano e situazioni alla mano, da 1 anno e mezzo a questa parte, 2 anni a questa parte, assolutamente agevoliamo questo tipo di... Lo abbiamo messo anche nella relazione di bilancio, uno dei momenti importanti del nostro impiego è l'energia alternativa. Il grande boom, il grande guadagno di tipo economico, no? Il ritorno del GSE, credo che ci sarà una contrazione perché adesso addirittura vedo che le società che costruiscono queste cose qua sono in crisi e stanno licenziando perché con le nuove normative non si accederà più. E mi dispiace perché in un territorio come il nostro era particolarmente importante questo tipo di attività. Sì, e guardi, se ne è fatta molto a Mantova di queste cose qua, molto. Il credito a questo tipo di investimenti non è mai mancato, qui bisogna dare atto, anche perché c'è la terza figura che ha garanzia, che è il GSE, che comunque gestisce tutto il discorso economico che c'è a valle dell'investimento e che appunto garantisce i rientri nei tempo, la redditività, Anzi, eccetera. speriamo, da questo punto di vista, per quello che leggo, che quelli che hanno già ottenuto il nulla osta dal GSE a un ristorno di tariffa X, non se la vedono ridotto, perché poi andranno in crisi col sistema bancario se venisse ridotto il contributo. Però chi arriva ad avere col GSE un contratto chiuso non dovrebbe avere. Certo. Tutti gli impianti di biogas o fotovoltaici che sono oggi in essere non dovrebbero avere nessuna ripercussione su quello che sarà la rivisitazione dei contributi alla produzione, eccetera. Sul discorso del fotovoltaico è vero, non lo si può più mettere a terra, anche se però sui tetti nel caso delle aziende agricole per certi versi può essere un po' limitativo, perché non si dice di pensare ai grandissimi impianti che vediamo a terra, che occupano decine di ettari in alcuni casi, però la superficie necessaria da servire le necessità energetiche della stalla o dell'azienda agricola, può essere qualsiasi tipo di attività, quelle a terra potrebbero avere una efficienza anche gestionale più pratica, dei costi forse anche di impianto un po' più ridotti. Però sono stati relegati sui tetti e quello di fatto è la collocazione migliore a prescindere. Infatti. Sul discorso del biogas, anche lì gli impianti da 1 megawatt, per intendersi, alla luce di quelle che saranno le nuove contribuzioni, non verranno più realizzati perché diventeranno probabilmente antieconomici, soprattutto se si avvarranno di biomasse vergini, diciamo, di grano turco coltivato per poi produrre energie rinnovabili. Mentre dovrebbero essere in un certo qual senso avvantaggiati gli impianti che recuperano reflui o comunque materie di scarto da altre lavorazioni, potrebbero essere gli scarti degli zuccherifici, la barbabietola, la parte fibrosa di scarto dagli zuccherifici. E sono quelle tipologie di impianti che, tra le altre cose, vanno a gestire quel momento un po' particolare che è appunto il refluo, che può essere di qualsiasi natura, il residuo a valle di una lavorazione. Che però in questi giorni vediamo un po' i comitati, un po' l'opinione pubblica tende a ostacolare, demonizzare per certi versi. Ecco, l'ha detto lei. Sono impianti che secondo me vanno ad ottimizzare quell'ultimo percorso di un lavoro e che comunque vanno a limitarne l'impatto ambientale, anche se è vero che è ovvio si passa per una struttura in più, che però gestisce, ottimizza e migliora le condizioni ambientali. Posso dire una cosa? Prego. Sì. Brevemente, perché siamo ma quasi proprio in brevemente, sulle affermazioni che facevi adesso, no? Faccio una riflessione che va fuori tema, però è importante. Si dice che il mondo agricolo, nel senso più nobile del termine, sia più lento a certe cose. Io ho visto dei dati, le fonti di energia alternativa, fotovoltaici, eccetera, a Mantova hanno avuto un'esplosione. Il pubblico a Mantova è il più basso d'Italia. Come il settore agricolo si è mosso più velocemente della politica a Mantova. Mantova è la provincia con più basso intervento di energia alternativa a livello pubblico. Ognuno faccia la sua riflessione. Mentre l'agricoltura, ti rubo un minuto,
è partita magari un po' in ritardo, Ma ma è ha esplosa. recuperato molto anche su altre province, È vero. però oggettivamente adesso si ripenserà alle nuove tariffe e quant'altro, forse andavano gestite già meglio in partenza o riviste forse prima che certe situazioni diventassero potenzialmente, come si dice, non pericolose, ma insomma magari a volte come fattori distorsivi sia dell'economia che del comune sentire. Noi su queste riflessioni mandiamo la pubblicità, torneremo fra poco, continueremo a parlare di accesso al credito. Confini continua, restati con noi. Eccoci di nuovo in studio, Confini oltre l'agricoltura. Oggi parliamo di accesso al credito. Ne abbiamo parlato a livello locale, ne abbiamo parlato a livello regionale e ora arriviamo a quello europeo. Agricoltore attivo e contributi, di questo si è parlato in una delle ultime sedute del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura europei a proposito della riforma della PAC post 2013. Sentiamo cosa è emerso, perché ci sono degli aspetti che riguardano comunque da vicino anche l'accesso al credito. Sentiamo. Contributi solo a chi produce. È questa una delle ultime novità emerse dai lavori del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea sulla politica agricola comune, la PAC post 2013, andati in scena il 26 e il 27 aprile scorsi a Lussemburgo. In Europa solo i veri agricoltori, ossia coloro che producono per assicurare il cibo al consumatore finale, potranno continuare in futuro a beneficiare dei pagamenti diretti che l'Unione versa alle aziende agricole. Lo scopo dello stesso commissario europeo all'agricoltura Dacian Cioloș è escludere chi non ha un impatto sulla produzione agricola, ma di fatto è finora rientrato nella categoria di beneficiari degli aiuti: compagnie aeroportuali e ferroviarie che gestiscono i terreni, ma anche società immobiliari e associazioni sportive. Una posizione confermata anche dal ministro per le politiche agricole e alimentari Mario Catania. La massa di risorse che si può liberare con questa operazione non dovrebbe arrivare al 7-8% del totale, ha precisato il Dicastero, però è importante perché in una fase di crisi è giusto concentrare il sostegno sugli agricoltori attivi. L'esecutivo di Bruxelles infine avrebbe lanciato l'idea di una lista al negativo, un elenco delle caratteristiche che permetterebbero di escludere un produttore dall'essere considerato attivo e quindi beneficiario di aiuti. L'onere della prova così ricadrebbe sul produttore stesso, che dovrebbe a quel punto dimostrare di essere un vero e proprio agricoltore. La questione dell'agricoltore attivo è fondamentale, molto sentita in Italia. La proposta originaria della Commissione non era soddisfacente, mentre registro nel testo della Presidenza un piccolo progresso, ma dobbiamo lavorare ancora, ha rimarcato Catania. Pagliari, si è parlato nel servizio del ruolo dell'agricoltore attivo. Le chiedo, non le sembra che ci sia una sorta di contraddizione in termini, visto che comunque si dice che avremo una PAC con meno aiuti pubblici e più vincoli? Mi viene in mente il greening, cioè quest'ottica verde di inverdimento, no? Quindi set aside, pascoli, preservare quello che è il terreno, ma senza destinarlo a scopi prettamente agricoli, cioè la tutela del verde. E allora mi chiedo, non le sembra appunto che ci sia una contraddizione in termini, perché dal lato si promuove quello che è il ruolo così attivo dell'agricoltore come produttore e dall'altro invece gli si va a sottrarre il terreno sotto i piedi di fatto? Di fatto è così, è proprio così. Ci viene, e tra l'altro la PAC era partita con un altro approccio, sì. Avendo come obiettivo il fatto che entro il 2050 saremo 9 miliardi, ricordo bene, 9 miliardi di persone, e la necessità di produrre più cibo. Sì. Era partito il discorso sulla nuova PAC con questi presupposti. Poi per strada si è perso di vista l'obiettivo e si è tornati, probabilmente sulla pressione anche di certe influenze politiche, a volere una certa percentuale che appunto, come veniva detto, ad oggi è pensata al 7% di terreno agricolo destinato a situazioni di incolto o comunque di riqualificazione ambientale, e questo ovviamente si somma a una riduzione di quello per quanto sarà il contributo diretto alle aziende, certo. Nel senso che cala il contributo, ma cala anche la superficie che uno può coltivare, di conseguenza ne cala il suo reddito. Certo. Poi
Voglio dire, l'agricoltura è chiamata a fare anche questa sua parte di gestore del territorio, noi lo facciamo anche volentieri, purché ci sia garantito un reddito. Allora, se ci viene chiesto di coltivare l'ambiente, lo facciamo però sulla nostra pelle e coltiviamo quello che è sicuramente un bene pubblico, certo. allora a quel punto anche la collaborazione del pubblico forse dovrebbe essere più attiva, più presente, più marcata. Certo. Zanzanica, rimanendo in tema di Europa, lo accennava lei prima, Basilea 3. Potrebbero esserci delle ripercussioni negative dall'applicazione di questi parametri per il reddito in agricoltura? Almeno Federcasse, mi pare di capire, l'Associazione Nazionale Banche Popolari dicono che ci saranno dei problemi per il credito in agricoltura. Ma è il termine problemi che andrebbe chiarito. Basilea 3, tra le altre cose, e non è possibile semplificarlo in due parole, certo. Basilea 3 prevede che ci siano dei parametri tra capitale investito, fra patrimonio, delle relazioni che fanno sì che un'azienda o una banca abbia delle capacità di richiedere credito o di concedere credito. Adesso non voglio entrare in un linguaggio certo, cerchiamo tecnico. sempre nei limiti del possibile di rimanere con un linguaggio complesso. Per come eravamo noi abituati al credito fino a 10 anni fa, cosa riscontravamo con molta onestà? Aziende sottocapitalizzate al massimo, con magari più patrimoni sull'imprenditore a livello personale rispetto che in azienda. Oggi bisogna cercare di riequilibrare questa situazione qui, cioè aziende più solide di per sé stesse, al di là dell'imprenditore o dell'agricoltore, lo facciamo per semplificare i termini. Non per in grado di dimostrarsi da solo quello che l'azienda dovrebbe andare avanti da sola, riuscire a sostenere da sola il credito, eccetera. Quindi c'è un momento di adeguamento, è chiaro che troveremo difficoltà a adeguarci a queste cose qui. È già cominciato questo tipo di politica. Guarda che questo tipo di politica determina per esempio un pricing, parola difficile, il costo del credito. Più un'azienda è patrimonializzata e forte, meno avrà costo del credito. Più un'azienda è debole, più pagherà più tasso di interesse, perché la banca sarà portata ad avere un maggior rischio su quell'azienda lì. Arriveremo a fare dei listini veri e propri come al supermercato diviso per rating. Cioè quello che ci aspetta andando avanti è questo tipo di mondo. È questo tipo di mondo e non torneremo indietro. E le leggi non faranno sì che non torneremo. Quindi difficoltà di accesso al credito, io la vedo dalla mia ottica, difficoltà nostra a concedere credito, perché ribadisco, se noi concediamo credito guadagniamo e viviamo, quindi è una contraddizione in termine per me non dare credito, è quasi una parolaccia. C'è anche un altro fattore che mi inserisco e poi mi corregge se per caso sbaglio, ma è una mia impressione. L'agricoltura vive di regime speciale, certo. quindi ha un regime particolare, IVA, economico, eccetera. Le aziende che invece decidono di entrare nel regime ordinario, e in Confagricoltura sono molte che stanno facendo questa scelta ormai, poi permette di avere dei bilanci più chiari, più leggibili, assolutamente coerenti con la realtà delle cose, che le banche apprezzano in modo particolare. Certo. Perché sanno, oltre ad avere chiara la situazione patrimoniale, riescono ad avere chiara anche la situazione dell'attività, certo. Quindi le marginalità, se ci sono e quant'altro, la necessità di credito sul progetto, sull'obiettivo. Le aziende che riescono a dimostrare con un bilancio alle banche la loro realtà sono quelle che oggi hanno meno difficoltà di accedere al credito. Bene, è vero. Ecco, quindi insomma, siete sulla stessa lunghezza d'onda, mi pare. Noi ci spostiamo per un attimo su un altro fronte, perché ieri mattina a Tripoli di San Giorgio si è svolta l'assemblea annuale dell'Associazione Mantovana Allevatori, un modo per scattare la fotografia del comparto e riflettere anche sulle problematiche del settore. Andiamo a sentire che cosa è emerso.
Bilancio tutto in positivo quello del 2011 per l'Associazione Mantovana Allevatori, ieri mattina riunita in occasione della consueta assemblea annuale. Dove c'è zootecnia nella nostra provincia c'è l'Associazione Mantovana Allevatori, ha dichiarato il presidente Alberto Gandolfi nella sua relazione. Abbiamo incrementato i numeri e tagliato il traguardo delle 105.000 vacche da latte controllate. L'assemblea dell'AMA è anche l'occasione per tracciare una sintesi dell'agricoltura e della zootecnia, che nel 2011 ha visto alcuni risultati positivi, ma anche aspetti da correggere, come la burocrazia, che solo di anagrafe bovina costa alla struttura 150.000 euro, mentre realtà limitrofe beneficiano di deroghe che consentono risparmi notevoli, ha precisato Gandolfi. Agricoltura e zootecnia per il presidente dell'AMA meriterebbero però più attenzione. Il riferimento in questo caso è andato alla cronaca nazionale. Nostro malgrado abbiamo dovuto assistere a un valzer triste e infruttuoso che ha portato ad avere 4 ministri dell'agricoltura in 4 anni, ha ricordato il numero 1 di AMA, e una scarsa attenzione alle dinamiche comunitarie nella fase cruciale di discussione della riforma della PAC post 2013. Un settore che guarda al futuro con preoccupazioni, insomma, e che nonostante prezzi di mercato soddisfacenti nel 2011 resta ostaggio di costi di produzione in rapida ascesa. IMU, consumo di suolo, nitrati e burocrazia non minacciano però i piani dell'Associazione Mantovana Allevatori, che scommette sulla crescita culturale, prima ancora che economica, dei suoi giovani associati. Eccoci in studio, ecco. Arriviamo alle conclusioni di questo dibattito proprio sull'accesso al credito. Allora, Confagricoltura Mantova ha avuto ospite nell'assemblea annuale il Presidente nazionale. Il Presidente ha detto: facciamo rete, anche lo diceva anche Mezzanzanica prima, facciamo rete anche in campo creditizio. È questa la ricetta? Lo chiedo a tutti e due. Quali sono gli strumenti da mettere in campo? Brevemente arriviamo alle conclusioni. Sicuramente forme di collaborazione, convenzioni, avendo chiari gli obiettivi, indicando gli obiettivi agli agricoltori, gli obiettivi che dovranno essere percorsi nel futuro, perché poi a volte al singolo può sfuggire la situazione che va magari un po' oltre la propria possibilità di vedere i contesti. Sta alle organizzazioni sindacali riuscire a cambiare un po' gli orizzonti, ampliarli, indicare la strada, incentivare le aggregazioni, sempre nell'ottica di un obiettivo che può essere per Mantova l'ortofrutta anziché la zootecnia, anziché la cerealicoltura, ma inserendole poi in un contesto di sinergie tra settori, certo, tra produttori, trasformatori, anche grande distribuzione volendo, e sicuramente in questi progetti non può mancare la parte del credito, la parte che devono fare gli istituti bancari. Mezzanzanica. Sì, convenzionamento, noi un po' ci stiamo lavorando con loro da questo punto di vista. Con un passaggio avanti, perché continuo a dire siamo obbligati a fare un passo avanti. Il convenzionamento una volta era relativo a tagli di fidi e tasse, costi. Non va bene più questo tipo di convenzionamento, qui non serve più a nessuno. Oggi il convenzionamento è proprio una sinergia fra la parte sindacale, come l'hai chiamata tu, sì, e il credito, che si mettono lì e assieme aiutano l'associato, cioè il presentare una pratica, una richiesta di affidamento comunemente. Se non facciamo questo terzo passaggio, non so se hai notato, no? Quante convenzioni continuiamo a sottoscrivere tutti, no? Tu, noi, tutto il sistema, poi dopo trovano attuazione al 5%, 6%, certo, una mole di lavoro di dietro che non frutta niente. Oggi bisogna creare uno sportello dedicato alle esigenze del tuo associato che si mette a confronto col mondo del credito, così andiamo via tutti più lisci. Ecco, quindi insomma questa è la promessa magari per... No, ma ci stiamo lavorando. Ecco, sì, allora, ci stiamo lavorando. È una notizia che diamo in anteprima. Allora. Ci stiamo lavorando. Sì. Bene, noi vi lasciamo la nostra consueta rubrica Flash Agricoltura, che raccoglie tutte le notizie che riguardano il settore primario dell'ultima settimana.
studiano agraria, si divertono a guidare il trattore e considerano l'agricoltura e il contoterzismo una prospettiva di lavoro concreta. Sono questi i risultati principali del questionario proposto agli studenti in occasione della Giornata Nazionale della Meccanizzazione Agricola, andata in scena lo scorso 8 marzo a Gazzoldo degli Ippoliti, organizzata fra gli altri da Pima Mantova e Anga Lombardia. Dopo la scuola, pochi scelgono l'università, il 9%, sostituita da brevi corsi post-diploma nel 55% dei casi, e il 45% degli intervistati spera di trovare lavoro in agricoltura. Dal 1 luglio prossimo sparirà il vecchio logo bio, quello circolare con la spiga circondato dalle stelline, per lasciar spazio esclusivamente all'Euroleaf, l'Eurofoglia, il marchio rettangolare verde con una foglia fatta di stelline. Sta dunque scadendo il periodo transitorio che aveva concesso la possibilità di smaltire etichette e confezioni giacenti in azienda. Il logo UE dell'agricoltura biologica dà ai consumatori la sicurezza riguardo l'origine e la qualità degli alimenti e delle bevande. La sua presenza assicura la conformità con il regolamento europeo sull'agricoltura biologica. Nicola Cesare Baldrighi resta alla guida del consorzio Grana Padano. Baldrighi, 53 anni, cremonese, è stato confermato per acclamazione alla presidenza, ruolo che ricopre dal 1998. Il Grana Padano ha chiuso il 2011 con una produzione record di oltre 4.600.000 forme, a fronte di un mercato che ha registrato un calo diffuso dei consumi. Calano gli acquisti familiari di carne bovina, che fanno segnare complessivamente un crollo del 6% nell'ultimo triennio, e tornano nelle macellerie sulle tavole i tagli poveri che erano stati abbandonati da decenni. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti relativa al periodo 2009-2011 sugli effetti della crisi, che ha costretto l'87% delle famiglie a riorganizzare la spesa alimentare. Più di 4 italiani su 10, il 43%, hanno iniziato ad acquistare tagli alternativi di carne, meno conosciuti e più economici, per risparmiare o semplicemente per creare nuove ricette. Per l'associazione dei consumatori Altro Consumo, il pane sta diventando sempre più salato e non è una questione di gusti bensì di prezzi. Secondo l'associazione il 90% degli italiani consuma pane tutti i giorni, e per averlo in tavola le famiglie spendono fino a 270 euro l'anno a testa. Milano è in assoluto il luogo dove la pagnotta costa di più, minimo 3,94 euro al chilo, mentre Napoli è la più economica, 1,70 euro al chilo. Eccoci di nuovo in studio, siamo alle conclusioni. Ovviamente saluto e ringrazio gli ospiti che ci hanno accompagnato in questa puntata: Andrea Pagliari, presidente di Confagricoltura Mantova, e Mauro Mezzanzanica, il direttore di Banca Popolare Mantova. Ovviamente ringrazio i miei ragazzi in regia, Luca Trentini, Claudio Rossetti e Marco Cavalli. Confini torna lunedì prossimo con la penultima puntata, ormai siamo agli sgoccioli. Vi ricordo i nostri orari: alle 14:30 e alle 21:10. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sulla nostra pagina Facebook Confini oltre l'agricoltura Mantova TV. Vi ringrazio per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata su Mantova TV. In collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo Veneto. Fedeli alla terra.
Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti, a Bagnolo San Vito.